Ma quanche Sambalat, Tubie, i Arabo, Siamonis e Asdodis, a venire a sapere che lavoretes muris di Gerusalemme alleven denant e che slambris attaccavin a Sierassi, si inrabbiarin all'ultim fin e tutti insieme a complottare di venire attaccare Gerusalemme e a semenare la confusione. Allora oprearin il nestri Dio e quintri di loro o metterin guaitis di e gnot per parassi dei loro attacchi. Che di Giuda disevin, che i capuartin non ampli fuarce e maseri san de masse, non rivarin a tornare sugli smuris. I nestris nemis a disevin, ur plombarin parmis, cence che nantie non si visin, iu coparin e iu fasarin finili svoris. I giudeus, che ierin a sta fra mies di lor, a venirin a contanus di svoltes, o podeis là dice bande che voleis, iutiatareis sempre quintri di no. Allora, te tocs plui bas dal terren, da urdes muris, o fasei tains plas, e o mettei il popol famè per famè, culis lo spadis, culi lor lancis e cui lor arcs. Dopo di aver controllato ben, mi chiappai su e ordisei ai sorestans, ai magistras e a tutto il popolo. Non stai a vepore di lor, visaisi dal Signor grande e tremendo. Combatteit per i vostris fradis, per i vostris fis e per i vostris fis, per i vostris feminis e per i vostris tiasis. Quanche i nostri nemis a venirin a sapere che o ierin informati di tutto, Dio al fasè la istrutti il loro progetto e a tornare in tutti agli smuris, ognidun alla sovore. Dinché mies dei mesovins a lavoravin e che altri mies a stavin armas di lancis, di scus, di arcs e di corassis. I sorestans stavin da uria tutte la indi giude. Che fasevin sugli smuris e che portavin o caprontavin gli stiamis, con tune man a lavoravin e con che altre attinivin strente la loro arme. Tutti i muradors, lavorant, avevin ognidun la sua spada peade ai flanks, il trombettir alle redonde di me. Allora urdisei ai sorestans, ai magistras e a tutto il popolo, lavore ai grande e larghe, e non si sparnicciat sugli smuris e lontan sun dall'atri. Pardut la cosintaresi il sun de trombe, intropaisi a tor di no. Il nestri Diu al combatterà per no. Così olevin in devanculi svoris, intan che miege de meint attinive prontade la spade, di quanca allievava il soreli a quanca comparivin gli stelis. E anche in che volte i disei alla int, ognidun calpassi l'agnot in Gerusalemme insieme col suo aiutante, per fa la vuaite con novi e pegnot e per tornata ca lavore di di. Io, i miei fradis e i miei fameis e gli svuaitis che mi accompagnavin sempre, non si diavarin mai la monture, ognidun altinive la sua arme a portade di man. Si invia una grande lagnance da par dal popolo e de lor feminis quintri de lor fradis giudeus, cui diseve, no, i nestris fis e i nestris fie so sin intaint, dainus il forment, co podin mandia e tira in denan, cui diseve, o vindi pignorà i nestris stiams, i nestris vignai e gli nestris tiasis, per siguranus il forment tal moment da miserie, cui diseve, ho vin domandat bes ad imprest sui nostri stiams e sui nostri svignai per paiai la tassa al re. La nestre tiar, aie compagne de tiar de nestris fradis, i nestris frus, a son compagns de lor frus. Cumò, non stotie di ridusi in sclavitù i nestris fis e lis nestris fis, e qualchidune de nestris fis aiesa stade ridusude sclave. No, non vin mies di sortide, perché i nostri stiams e i nostri svignai son tesmans di chi altris. Quanche o sintilis lor lagnancis e che si speraulis, mi vini su ne grande rabbie. Dopo di ver umiade la robe dentri di me,
ures mostrai duris ai sorestans e ai magistrats, e ur disei. Si che dunque o altris o pratindes un interesse di usuraris de nestris fradis? O clamai quintri di loro une grande assemblee, e ur disei. No, da ur das nestris possibilitas, o vins frantiati nestris fradis giudeus, ca si erin vendus a forest. E o altris o varestis cur divendi uestris fradis, e lor avaressin divendisi a no? Allora che i ataserin, ca non savevin ce rispindi. Ur disei, ce costais fasint non l'è ben fat. Non varessis o di là indenant tal timor dal nestri Diu, par noiessis beleas dai nestris nemis, i foresti? Anche io, i miei fradis e i miei sfameis, ur vin impresta formente bees. Po ben, ur parin iuches debit. Tornai tu in zornade i lor chiams, i lor vignai, i lor ulivars e i lor chiasis, e l'interesse dei bes dal forment, dal vin e dal vueli coves diritta i lor confrons. Chei a risponderin, ur tornarin, e nur domandarin plu in uie, o fasarin come che tu disis tu. Allora, o clamai predis, e presince di lor, ur fasei giurà che avaressin mantignu della promesse. Po, o stiassai la ple di denan da me manteline, e o disei, così che stiassi Dio de lor chiase e de lor robe, dui che canovaran mantignu de chestre promesse, e così che se dinstiassas e disuedas di dut. Tutte l'assemblea a dire Amen e a laudare il Signore. Il popolo al mantigni la promessa. In più, di quando il re mi aveva destinato a governare il tetiere di Giuda, dal 20° anno fin mai al 32° anno dal re Artaserse, per 12 anni, né io né i miei fradis non totiare ciò era destinato al governatore. I governatori che avevano stato prima di me avevano stiaffoato il popolo, che su pane e vino, e in più 40 ciclos d'arint. Parfin i loro famei s'attibiavano il popolo, ma io non ho fatto la fe così, perché ho avuto teme di Dio. Che anzi, ho attaccato gli svoris di questi smuris e non vi comprato nessun terreno di sorte, tutti i miei giovani erano introppati lì a vore. Ovevi a mangiare con me 150 oms, giudeus e magistrats, senza contare che arrivava in ogni dei popoli confinanti. Ogni dì, a spesi smes, si prontava un po', si stias, si es di bestia un minuto e di salvadi. Ogni dis vin perduti, tanca volevi. Con tutta questo, non hai mai pretenduto la tassa che aveva diritto il governatore, perché il popolo era già avonde chiamato per via da svoris. Dio, visiti in ben di me, per duci che hai fatto a di che popolo.